Gentili amiche, cari amici, buongiorno da Andrea e da Domenica. Che barba! Già impugniamo il Dawn of Glory, luce naturale proveniente dal primo autunno, che ancora autunno non è, al nord piove ma sta Poppea, non ha fatto tutto quello che ha promesso, per fortuna. Qua ancora caldo, con le giornate da rientro, e siamo al 27 agosto, domenica. Che barba, perché dobbiamo procedere, andiamo subito a bagnare, a fare il pre-barba. Salutiamo Alessia Herrera, salutiamo Alex Nurse e Oddo Soditi, che promette delle vetrine bellissime. Poi non ho capito bene cosa ci sia oggi in corso, ma saluto e ringrazio soprattutto il Principe di Salina per la performance dell'altra settimana sul canale dei Montefeltrini, e per tutti gli amici un caro grazie in questa domenica bestiale, la domenica con te, veramente ben da dirlo. Ci sono domeniche bestiali, le domeniche con lei, le domeniche con loro. Dicevo, luce naturale, non c'è la luce sul tetto. Oh, basterà, l'importante è la voce e la musica che gira intorno, e la radio è Miami Vice Radio, questa radio romana che trasmette percorsi del passato molto molto fluido. Dawn of Glory non riuscirò mai a dedicare tutta la meraviglia del tempo del pre-post rasatura di Alessio Herrera dalle Oglie, che nel suo video ci ha deliziati con delle tecniche con cui io sono completamente impreparato, per impazienza, anche per poca stabilità mentale, perché non sono molto in quadro. Qualcuno di voi l'avrà capito. Peggio che mai il giorno prima del rientro al lavoro. In realtà al lavoro io ci rientrerò non proprio subito domani, ma lavorerò collegato da qui, in questo maledetto smart working che dribbla il Covid, che non è ancora finito. Pare non abbiano buttato lì i tamponi. Qualcuno parla di settembre, che ne sarà? Non sarà la solita influenza, ma mettiamo alle spalle queste bruttissime notizie. Lasciamo che il Dawn of Glory, Rasoi Godfellas, vada a preparare la rasatura, che oggi sarà fatta con un sapone. C'è un Feng Shung Torino, ricevuto in scatola anonima, vedete questo barber soap dall'amico Vincenzo Pitrelli da Rotondella, che saluto con grande affetto, e un verso in acqua di vegetazione mentre adoro massaggiare un pelo tranciato. Mercoledì sera, perché giovedì ho dovuto fare un viaggio di lavoro tra giovedì e venerdì nell'Italia centrale, tra le Marche e il sud del Lazio, cererie lungo la via Pontina, posti ancora ignoti allo sviluppo, e quindi insomma mi sono dovuto radere il giorno prima di partire, portando dietro nella trousse un piccolo gilet bilama che non taglia una fava. Quindi andiamo avanti. C'è un Feng Shung messo in acqua di vegetazione, lo scoliamo. Questo è l'acquitrino che ho creato, sembra un pantano pieno di zanzare, in realtà poi la vedete così, la consistenza è semimorbida, ma io andrò adesso a deliziarvi, dopo aver fatto pochi minuti in Fabergé, manico in ebano del Gabon, pennello anni 90, puro tasso spelacchiato, spelacchiuto, ma che serve naturalmente a montare i nostri saponi e poi dare ancora uno schiaffo, nonostante la provenienza dal passato del nostro pennello in puro tasso. Domenica sono stato a Lucignano, come promesso, a vedere il film di Tommaso Minniti, che ho incontrato insieme a Johannes Bickler, grande musicista che ha suonato con un mezzacoda alla fine, con i titoli della fine del film. La coda del film non è un caso Moro, bellissimo film che io consiglio a tutti di vedere. Ho acquistato una chiavetta USB acquistabile anche dal sito a 15 euro, con contenuti speciali che consiglio a tutti voi. Nel frattempo è stato peraltro una domenica meravigliosa, ovviamente. Poi mi sono fermato lì a dormire e sono rientrato poi lunedì, settimana di poco lavoro, ma qualcosa c'è stato, e ripeto, coda di lavoro giovedì e venerdì, e oggi ritorniamo. Non so, questa radio romana, papido.it, parla di feste, ecco il link. Conoscete Papido, voi giovani, non millennial, forse un po' prima, che frequentate, inseguite questi momenti di festa, di gioco, di movimento, di momento di socialità soprattutto, ecco. Ieri sosta dal parrucchiere David della Nazionale Stile di San Pietro in Palazzo a Cecina, Cristian, che saluto, si è occupato del mio cranio, vi faccio vedere anche dietro, culo di gallina cosmetizzato per non essere visibile, taglio tattico, che vuole essere un po' prussiano ma fa un po' ridere su uno come me che ha 57 anni. Ci ho detto, vediamo come pesca questo Chon Fung Shung, una delle poche cose torinesi che vale la pena di ricordare, in una gora di dimenticanza, una gora di oblio in cui è cascata la città. Io mi vedo un po' scuro, ma poi bisogna fare delle prove. Se mi giro così la luce arriva dal giardino,
dall'interno, io non ho giardino, ho un poggiolo, un piccolo balcone con una piletta per sciacquare il costume, le ciabatte del mare, avete presente? Si vedevano anche nei film di Totò e di Aldo Fabrizi queste cose, nelle case. Bell'articolo che vi segnalerò, che segnalo subito di Michele Masnevi sulle palazzine e sui villini di Roma, sul Foglio chiaramente di ieri, che leggeremo dopo. Andiamo a bagnare, perché è ancora caldo, qua, col piffolo che è arrivata Poppea, mentre sullo specchio di servizio prepariamo una rasatura molto mandorla. La mandorla è sempre molto presente nei saponi, nelle creme, è un prodotto estivo. Voi lo ritenete estivo o lo ritenete come il sandalo un prodotto più invernale? Parliamo del Tobs sandalo, per dirne uno, perché c'è questo colore un po' aranciato, no? Che io vedo nelle immagini, ma insomma non ci fossilizziamo troppo nella parte qualitativa, perché sennò si perde il motivo per cui ci radiamo. Non vedo una grande performance con questo pennello ottimo, forse va un po' bagnato, il tasso si asciuga molto e trattiene molto l'acqua, o perlomeno la sua caratteristica, quindi non è solo di accarezzare il viso con un pelo naturale, no? Adesso proverò a accendere la luce, poi vediamo nella seconda parte come si comporterà. Mi propongo, ecco, anche se un po' virata, bisogna anche fare delle prove, no? Spesso anche ad Ilernia, che non sbaglia un colpo, gli si spegne la luce del cesso. Continuano le sue notizie interessanti, anzi i suoi consigli interessanti su come separare gli hobby. E tutti abbiamo scoperto dal suo video di mercoledì che possiede una Ducati che tiene sotto un telo, preleva ancora un po' di Chongfeng torinese, tanto ce n'è, finché ce n'è, viva il re. E parlando di Torino, il re, chiaramente. E quindi non la usa, dice che possiede questa moto come oggetto da tenere, da guardare, gli fa le manutenzioni annuali ma non la usa, ma gli piace possederla. Ma chiaramente non ho 10 Ducati, ha detto, ci mancherebbe. Oddio, considerando il collezionismo che è un male, è una patologia, ne ha parlato, dice che il collezionismo è una malattia, teorizzata da molti psicologi anche molto affermati, quindi le sentite l'ultima puntata del Dilernia in merito ai consigli di vita. Sì, lui dispensa consigli di vita, che è una grande responsabilità. Non solo le fregnacce di Sansonetti, Paolo Crepè, Paolo Caprarica, che sul controcorrente sproloquiavano, come avrete visto sul mio post, circa la violenza avvenuta a Palermo della 19enne, che poi ha avuto il coraggio di parlare e se l'è preso con chi la giudicava, giustamente. Questo mainstream andando a bomba, partiamo subito. Vannacci, Il mondo al contrario, il generale della Folgore, con il suo libro ha venduto 20.600 copie 3-4 giorni fa, quindi adesso saranno anche di più, doppiando Michela Murgia, la scomparsa autrice di Treciottole e di non solo, ma anche di Accabadora, come si chiamava, insomma, libro pluripremiato, quindi vince il sessismo del generale Vannucci che sproloquia, ma per certi aspetti pone anche la luce su una realtà in cui gran parte, credo, non solo dell'elettorato, ma in generale delle persone, condivida, posso dire in me, o non lo so, libertà di farlo, le opinioni del generale, che ha smentito che delle intenzioni di entrare in politica, ha avuto delle richieste, degli abboccamenti, piace molto usare questo termine. Prova a rispegnere la luce, perché continua a vedere, più la luce è sintetica, più peggiora il nostro rapporto. Io voglio che sia un rapporto molto soft, ecco. Quindi generale Vannacci, il suo libro, nelle highlights corriamo poca roba oggi perché siamo sempre comunque agosto, ultimo giorno di vacanza, non ci appesantiamo. I soldati del reddito di cittadinanza, 188.000 famiglie in totale, col messaggio di 2 giorni fa, da lunedì sanno che non prenderanno più un euro del reddito se non in condizioni particolari. Si parla di ISE 6.000 euro, cioè praticamente niente, e di gente che non prenderà più neanche il minimo, quei 350 euro, ma non mi date neanche quelli, ma neanche 350 euro, ma no, dovete darmi. Ma cosa dovete darmeli? Ma chi ti deve dare qualcosa? Ma vai a lavorare, hai voglia di, sei sano, hai le gambe, hai il cervello, fino a prova contraria, ma cosa pretendi? Scade il 31 agosto, la seconda rata dell'IRPEF, per chi paga le tasse come me, una giornata infausta, dopo il versamento, il 21 dell'INPS, dei contributi per la pensione, tu stai a casa a dire non mi danno neanche 350 euro, ma guarda che governo di bastardi. Questo è il punto. Quindi luce e ombre, queste naturalmente sono tutte opinioni. Io, dopo aver abbondantemente preparato il mio pelo,
posso presentarvi il ferro con cui mi raderò, che è un ferro molto ingenuo. Io, come ho anticipato ieri, non avrei voluto neanche radermi, non per la vittima di Palermo, che poverina comunque maggiorenne ha subito una violenza inaudita, vergognosa, esecrabile, ma quanto le due cuginette di Caivano in provincia di Napoli, violentate da un gruppo di minorenni più volte. Non era un caso isolato, era già accaduto, quindi volevo incrociare i rasoi. Poi non l'ho fatto perché questi highlights l'ho preparati ieri pomeriggio. Abbiamo Lollo e i mercatini, parliamo subito. Ho fatto la registrazione, ma andiamo a Missile per non perderci. Non parliamo tanto di Missile perché Prigozhin ci ha lasciato le bucce, come avete visto, è saltato in aria col suo aereo partito da San Pietroburgo 5 giorni fa. Lollo e i mercatini, insomma, Lollo Brigida, il cognato della Meloni, sostiene che i poveri mangiano meglio perché vanno a cercare nei mercati, a frugare nei banchi delle mele un po' grezze, il cibo dei contadini, che è migliore di quello che i ricchi comprano in supermercati più blasonati, di cui non faccio il nome. Una cazzata terrificante detta da un ministro, perché come dice bene, quello va bene per Carlin Petrini, queste cose qui, ma forse si sa bene, anzi sa bene, non lo sa, anzi se no non l'avrebbe detto, che la Coldiretti i banchetti li fa, ma costano il triplo dei prodotti, di quello che costano i prodotti comprati al discount, dove vanno i disgraziati a comprare. Quindi Lollo Brigida, fatti un esame di coscienza, rapira. Diamo prima la lama che andremo a sbucciare, eccola qua, doppia busta, capovolgiamo e andremo a accomodare su Edwin Jagger, eccolo qua, il senso della semplicità, simple and clever, intelligente, semplice, consigliatomi dall'amico Marco Traverso, eccolo qua, che ha postato interessanti opinioni su alcuna parte del rapporto della donna con l'arte, quindi il famoso pisciatoio a forma di bocca di donna installato in una palestra di Torino, che ha suscitato chiaramente le rampogne di tutto il mondo femminile, che va difeso, compresa. Andiamo a finire il fondo, la donna di cioccolato nell'albergo in Sardegna, e sarà stata il fondente al latte. Apriamo il momento dei quiz, secondo voi com'era? Oltre lo scandalo del fatto, e nessuno scandalo c'è stato perché lei ha dato il suo consenso, voleva farsi glassare, dorare, poi io ho detto un ospite dell'albergo ha detto al direttore, dottore, facciamo del cioccolato? E allora hanno scelto di fare cioccolata, ma non l'ha fatto controverso, non l'ha fatto nemmeno gratis. Ha fatto una pubblicità enorme questa ragazza, che presto la ritroveremo in qualche talk show, perché così funziona. Quindi alla faccia degli indignati abbiamo anche Alessio Boni, hashtag io non sono carne, l'ha fatto anche Maria Elena Boschi, lei non è carne, io non sono carne. Allora tutto questo mainstream esagerato su un problema enorme che è la violenza viene mescolato alla celebrità di queste donne, compreso Tananai, che a quella fregnaccia della Taranta di Malpignano nelle Cese hanno ballato la pizzica. Siamo ancora a ballare la pizzica mentre il mondo, il paese applausi, lunedì c'è la manovra, mancano 20 miliardi, ma quale pizzica di coso? Andiamo a radere, non ho fatto la prova della cola, ho scartato perché cola non ce n'era, andate sulla fiducia. E è una giornata oggi parca di dettagli, ma rapida e calda, come avete capito. Bene l'attacco della rapira, rame russe come Prigozhin, ex cuoco dello zar Vladimir Putin, il quale, dopo aver fatto finta, passiamo all'estero, saltiamo, di averlo perdonato, gli ha ficcato una bomba nella coda dell'aereo, perché l'idea era non di far saltare tutto l'aereo, che non se ne accorgessero, ma che saltasse la coda e che ci mettessero gli 11 secondi che ci ha messo l'aereo a precipitare, a distruggersi, per far capire a Prigozhin che era una vendetta rivolta a lui, che se la sarebbe dovuta godere in quegli 11 maledetti secondi prima dello schianto. Questo è Putin, queste sono le dittature, questo è purtroppo il mondo in cui siamo costretti a vivere anche noi. Io in corsa ho finito il primo passaggio dedicandoci poco tempo, poche parole. Saluto anche Donato Ruroni da Maribor, che vedo che macina video in tempi inaspettati. Mentre il primo passaggio è andato, bagniamo subito, secondo, si va avanti, battiamo il ferro. E non stanno meglio in America, dove il primo presidente americano, Donald Trump, si è consegnato allo sceriffo della sua contea, l'hanno arrestato, ma soprattutto restando sempre nell'estero. Negli highlights relativi all'economia
Colin Powell dalla Fed ha parlato venerdì mattina, in tarda mattina, anticipando che sarebbero ancora aumentati i tassi di interesse per contenere l'inflazione che gli USA vogliono portare al 2%. Qua siamo credo ancora all'8, insomma siamo ancora con la benzina, questi scandali di sul rientro, 2,80 € la benzina in autostrada, poi arrivano gli amici come Sante che fanno dalla Costa Brava un reportage dove da buon parsimonioso torinese ha fatto la benzina in un impianto stradale del sud della Spagna a 1,68 €, felicissimo, e si domanda perché c'è la fuga degli italiani all'estero e vanno in Albania o in Spagna anziché stare in Italia, perché in Italia il governo aveva promesso, la signora Meloni, che avrebbe tolto le accise, invece non ha tolto una beata fava, e quindi ci ritroviamo con le scorze delle fave, come la bella vignetta che Macox ieri ci ha regalato sulla prima del Foglio, che dopo aver steso questo secondo velo di Cheongpyeong torinese alla mandorla, vi farò vedere, sempre legata alle fregnacce dei mercatini, correndo sempre economia, non solo in America, anche vecchia Europa, Bruxelles, patto di stabilità, si rischia che Italia, Spagna, non la Grecia che sta andando meglio, da gennaio 2024 ci rimettono sotto il patto di stabilità con il limite chiaramente delle nostre intenzioni di indebitarci, che saranno contenute dai rigidi parametri dell'Unione, quindi Giorgia Meloni e Giorgetti da Cazzago sul lago di Varese dove è nato, in maglietta, stava parlando di come trovare questi soldi, come togliere alcune voci di spesa in favore di altre. Quello che va contenuto però è Matteo Salvini, spina nel fianco di Giorgia che sta pescando nella parte destra della Lega, perché è una spina in seno del governo Matteo Salvini, questo l'avrete capito. Tajani fa finta di niente con la faccia biscottata e sempre più grasso, c'ha il colletto della camicia che non tiene più. Reduce delle grigliate agostane, dopo aver fatto eleggere i suoi parlamentari, per fortuna anche in questa terra livornese, e non faccio nomi neanche cognomi, ma in bocca al lupo per chi la colei è riuscita a beccare uno strapuntino nel Parlamento italiano, quindi politica di italiani inconcludente. Qualcuno pensa che Forza Italia si salverà in previsione delle europee del prossimo giugno, in realtà sarà una ecatombe, una catastrofe, mentre Giorgia punta al 30%, puntando su Spugna il suo amico Fazzolari, uomo dice più intelligente con cui abbia mai avuto a che fare, ma vi ho promesso la vignetta di Macox con il cognato attovagliato col bavaglino a tavola, ve la faccio vedere, ve la lascio un attimo come si dice in descrizione, anziché il link di Amazon io lascio le vignette di Macox, no? Dove c'è la voce fuori campo, ve la faccio leggere, con lui che mangia, una voce fuori campo gli dice buono. Che cos'è? E lui, pane e il cameriere dice, lui è soddisfatto a tavola, il cameriere voce fuori campo, pane zuppo nell'acqua della grondaia, e lui dice, esige, voglio subito la ricetta. Quindi Lollobrigida conduce 4 mendicanti, al ministro non far sapere com'è buona la scorza delle fave, così può andare anche nei mercatini rionali, andare a fare la spesa, mentre andiamo di contropelo Edwin Jagger armato, scusate, allestito con rapira. Perdoni, non sono in guerrafondaio, io rispetto sempre chi come Marco mi ha proprio indicato come primo rasoio questo Edwin Jagger. Bene, contropelo graffiante, ma le rapire sapevo che grattavano, me l'avevano già detto. Forse mi confondevo con le Voscod, ma grattano anche le rapire. La pelle bestialmente rovinata dal caldo, perché anche in macchina ho fatto tanta strada e non è che con l'aria condizionata si sta un po' meglio, ma comunque il sole ti ustiona tutta la parte del vetro. Mentre il ritmo di Radio Miami Vice, Strong Enough, poi dal titolo Strong Enough, ma questa è, io non me la ricorderei mai, ma è Cher, e come no. Bene, contropelo l'aggiornamento. Passaggi un po' saltellanti. Bene, possiamo passare a sciacquare per andare a fare il terzo passaggio. A sciacquare, a bagnare, che Dio se ne scampi.
col terzo passaggio di cortesia, eccoci. Viso moderatamente bagnato, bene col terzo passaggio la stendibilità sul tasso di manico di Riccardo Tonarini. Se ne sente parlare poco di Riccardo Tonarini, ma è un bravissimo artigiano, lo ricordo, aveva bottega qui a Casale, scusate, a Monte Scudaio, provincia di Pisa, sul confine della provincia di Livorno, poi trasferito a Sesto Fiorentino, ma fa rasoi molto belli, molto costosi. Il Don, che saluto, li ha in gamma, sono delle lavorazioni con dei materiali pregiatissimi, spettacolari per chi ama il mano libero. Io purtroppo, come sapete, ne ho uno, ma non sono in grado di usarlo, quindi tanto vale che non lo usi. Mentre prima di passare al terzo passaggio finiamo gli highlights. Delega fiscale a rischio, abbiamo visto che su 30 miliardi 8-10 li hanno trovati, 20 non ci sono. Salvini, come abbiamo detto, va contenuto perché vuole fare la riforma delle province, vuole finanziare il ponte sullo stretto. Siamo di nuovo alle follie, diciamo pure, del ministro delle infrastrutture, ma comunque sorvogliamo. Li troveremo Cingolani, ex ministro dell'ambiente, che aveva fatto un po' un accrocchio per anticipatamente prorogare la concessione della Solvay, multinazionale belga che produce soda, a 10 km da qui, a Rosignano Solvay, che tutti conoscono come quella meravigliosa, con la spiaggia bianca tropicale dove girano anche degli spot pubblicitari facendola passare per Honolulu o Papeete. In realtà è tutto carbonato di calcio, sono residui sversati dalla Solvay, loro dicono assolutamente non velenosi, sulla spiaggia dove migliaia di persone fanno la fila per andare a fare il bagno. Voi vi immergerete con le caviglie in questo molliccio fondale che fa anche un po' schifo, e quindi la concessione avrebbe dovuto continuare ed essere prorogata fra un po'. Lui, per avere fretta, ha detto: ve la prorogo in anticipo, processato, ma la procura ha archiviato, quindi non ha fatto niente Cingolani, il ministro dell'ambiente. La procura gli ha salvato il culo, come sempre capita in questo mondo di delinquenti. Invece va una benemerenza, come anche il sindaco addormentato Stefano Lo Russo di Torino vuole conferire a Mattia Guzzi, l'impiegato di banca che ha salvato prendendo al volo una bambina di 15 anni cascata dal quinto piano in una zona periferica di Torino, sfuggita al controllo dei genitori che stavano facendo le pulizie, che lì lasciamo perdere. Insomma, la bambina casca, quest'uomo vede, la vede appesa per le mani, la presa viene chiaramente abbandonata dalla bimba, lui sotto la prende al volo, accompagna la caduta. E un fisico molto interessante dell'articolo di oggi su Repubblica ha raccontato che una bambina che peserà 15 kg, a circa 4 anni, è arrivata quasi in 2 secondi a terra, ha fatto 15 metri, 5 piani in quasi 2 secondi. E pensate alla forza dell'uomo che ha salvato la vita a questa bimba, questo angelo vero e proprio, era la forza di un uomo che avrebbe dovuto o ha dovuto sopportare un peso di 200 kg, cioè ha messo la forza che avrebbe dovuto impiegare per sollevare 200 kg. Mattia Guzzi, grandissimo, Torino è anche questo, è cuore, anima e altruismo. Complimenti, hai salvato una vita. E immagino che questa bambina se lo ricorderà. E la follia però della stampa e del giornalismo che si prende in pasto queste notizie è che Carlotta Rocci, che ha scritto il pezzo per Repubblica, scusate, ha detto: il padre della bambina urlando con la madre, figuriamoci in panico, non riusciamo più a tenerlo, giustamente, il padre è sceso e nella fretta, scrive Carlotta Rocci, non si è messo neanche la maglietta, perché tua figlia casca dal quinto piano, senti il lavoro di tua moglie, pensi di aver perso tuo figlio in una tragedia e tu ti metti la maglia. Io mi devo mettere la maglia perché non si fanno le rasature sbiottati. Ecco, diciamo che oggi forse c'è stato un video sul canale Montefeltrino di qualcuno dotato di fisico e paccottiglie da esibire, allora sì, può anche andare a torso nudo, ma io no, io devo usare la maglia perché sono un anziano, no? Comunque andiamo in obliquo, finite le highlights, complimenti per il gesto di altruismo, perché voi immaginatela, e poi chiudo, la prontezza di spirito di vedere la scena e intervenire. È un istinto di conservazione per chi cade, non per te. Fantastico. La sua fidanzata deve essere orgogliosa. Bene, il terzo passaggio di cortesia molto bene. Rapira si è poi confermato una lama sempre molto affidabile, anche su esposizioni moderate come l'Edwin Jagger. Andiamo a sciacquare, andiamo subito a rinfrescare, poi nel frattempo facciamo una piccola lettura che sarà breve necessariamente.
E mentre saluto con una prolunga Mirko Falà, Luigi del 13, tanti amici che mi supportano con tutto il loro affetto, perché questa è una questione di affetto, cioè chi ha pazienza di seguire i miei video, saluto Stefano di Unimog Italy naturalmente per i suoi bellissimi video, mi faccio anche i complimenti, il canale Unimog è da visitare, Unimog Italy, non solo Unimog, cioè mezzi di uso industriale, usati nelle zone più impervie del nostro paese, non solo, ma sono anche storie della ristorazione, bellissimi i suoi video con l'amica Antonella che saluto affettuosamente, dove frequentano ristoranti meravigliosi, ma il foglio che prendiamo veloci, scusate, Obituaire, qua stanno correndo malissimo, Toto Cutugno ci ha lasciato 80 anni martedì scorso, quindi morto 80 anni, un cantante nato a Foz di Novo, in provincia di Massa Carrara, lui sembrava un truce meridionale, invece era nato qua, in provincia di Massa, nella Lunigiana, lo ricordo con grande affetto, lasciatemi cantare con il foglio in mano, avrei cantato io, in realtà una perdita immensa, invece del chi se ne frega, Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, questo figlio di Eleonora Giorgi, chi se ne frega 2 volte, si volevano sposare, ma lui gli ha chiesto se vuole fare il passo e gli ha detto di no perché vuole che l'evento sia totale, mentre tutto quello che ho letto sta succedendo in questo mondo disastrato, la Incorvaia sta pensando che la mise en place del suo matrimonio deve essere rimandata perché tutto deve essere sotto controllo. Andiamo avanti. Qui abbiamo visto Fazzolari e il fortino di Palazzo Chigi, dopo che Arianna Meloni è stata incaricata con un ufficio a Palazzo Chigi dalla sorella Giorgia di occuparsi del tesseramento, quindi del partito, il Fazzo, come lo viene definito, preparato con le sue idee, a volte un po' pirotecniche, dicono i vertici di Forza Italia, così pensano i suoi compagni, diciamo, di governo. Fazzo è antifrancese nonostante gli studi alla Chateaubriand e la passione per il Go. Voi immaginate che perdita. Pane, destra, nostalgia, dopo la vignetta, è il pezzo di Michele Crippa, molto interessante, di cui vi leggo una riga e dove spiega molto meglio di me, dove si dice che l'idea che mettendo in fila tutti i chilometri zero del mondo si farebbero ricche tutte le agricolture povere del mondo è una delle utopie più sbalestrate di Carlo Petrini. Il chilometro zero è il cibo dei ricchi che si vogliono alimentare da poveri per motivi di salute ambientale. Se invece dici che a comprare dal produttore a basso costo nel vicino Borgo Natio e dunque a mangiare meglio, tra virgolette, sono i ceti meno abbienti e che l'educazione alimentare italiana è interclassista, la magia del chilometro zero svanisce come il profumo di una pera avvizzita. Sei un sovranista ignorante, non un profeta del cibo sostenibile. Quindi l'approfondimento chiaramente nel foglio è ancora acquistabile, come ben sapete, nelle edicole del paese dove lo trovate, quando arrivano poche copie, forse, ripeto, l'unico che le compra, imperdibile, Chattando con Cristo. Esiste un'applicazione negli Stati Uniti dove gestite dall'intelligenza artificiale, si chiama Chat with Jesus Christ, se volete collegare, avete dei problemi esistenziali, il bel pezzo di Matteo Mazzuzzi, dice che chiaramente non è che le risposte arrivino da Cristo, questo è evidente, che poi è rappresentato Gesù, guarda come bello aitante, questo potrebbe essere un Raz de Gan, un personaggio in gran voga nelle migliori feste, da portare alle cene con gli amici sui terrazzi, insomma si portano così, le donne impazziscono, questo però è Gesù a cui fa delle domande di altro genere, piuttosto che chiedere se ha del tempo libero da passare con te. Pare che le risposte date dall'intelligenza artificiale le fornisca anche Satana volendo, e che però ovviamente incarna tutto ciò che contrasta con lo spirito del tempo. Quindi se siete suoi abbandonati potete rivolgervi al vicario di Cristo, tutto quello che ne consegue, con tutta la schiera anche degli apostoli, insomma, e fare domande a questa chat molto, molto dirompente, insomma. E quello che però voglio segnalarvi è che uno studio fatto in Italia dopo 2 anni fa, nel primo anno post lockdown, dall'osservatorio milanese Indifesa, rilevava che nella sola Lombardia, quindi la regione più moderna e interconnessa d'Italia, 9 giovani su 10 dicevano di sentirsi soli. Quindi questa è la cosa grave, tutti collegati, nessuno collegato, nei loro paeselli, nei loro contrade, nelle loro città, nelle loro camerette, i giovani si collegano ma non si parlano, quindi cerchiamo di vederci, incontrarci, magari incontriamo anche qualche bell'uomo dal vero, tipo questo, non so se le signore fossero interessate, non so chi segue del mio gruppo di amici la rasatura tradizionale, ma magari potrebbe essere interessante, non certo per broccolare, ecco, lì dovete andare a cercare altrove, insomma.
Altro pezzo interessante di cui non parlerò assolutamente, però sono i 100 anni dalla morte di Vilfredo Pareto, Intuizione e disincanto, il marchese che mostrò al Novecento gli orizzonti della libertà. Nato nel 1848 dal padre Raffaele, parla dall'inizio della giovane Italia di una famiglia di persone che insomma hanno girato un po' il mondo, hanno vissuto anche a Parigi. Vilfredo Pareto ha l'unica vera grande dote di essersi occupato di tre aspetti incredibilmente uniti tra di loro, e si è occupato del libero scambio e dell'economia, ma ne parla bene qui. Fu uno dei fondatori dell'economia neoclassica e della sociologia e della scienza politica. Non ce n'è altri che abbiano dato tanto, non a una ma ben 3 discipline, quindi l'altra era la sociologia. Quindi un uomo che ha vissuto anche a Torino negli anni più effervescenti e nel tempo dei dibattiti scientifici, ha frequentato i georgofili, la società Adam Smith che riunisce gli economisti e i liberisti. Quindi questo è per gli appassionati di politica e di sociologia, perché politica e sociologia vanno d'accordo, sono due argomenti che si compenetrano e di cui bisogna anche conoscere l'origine. I suoi libri sono lunghissimi, eterni, lunghi e prolissi, quindi non voglio consigliarvi oggi pomeriggio di mettervi a leggere un libro di Vilfredo Pareto o Gaetano Mosca, altro suo contemporaneo, ma l'ho studiato all'università il primo anno, il professor Barbano, che mi ha anche seccato esami di sociologia proprio sul signor Pareto, per quello che me lo ricordo. Andando a finire, il comitato Fazzolari non lo riprendo, interessante pezzo dove i cinesi non si vogliono più sposare, ecco qua, arriva un'app dal governo, fate figli, sposatevi, quelli dicono, oh, tu sei fuori di testa, quindi anche la Cina che sta andando malissimo, abbiamo visto la scorsa volta, sabato, la crisi del mercato immobiliare, il mattone sta per esplodere una bolla speculativa. Questa è una donna che piange su una bara ucraina, non ve la voglio far vedere, invece ve lo segnalo rapidamente perché è da leggere assolutamente. Palazzina d'estate, eccolo qua. Michele Masneri e Manuel Orazzi, ecco, si parla della Roma, degli architetti, compreso il portoghese di cui abbiamo parlato, papà di Calcata, in quel centro storico di Viterbo. Questo è bellissimo, snobbate dagli architetti, amate da chi ci abita, sono il fondale della commedia italiana. Il villino ha rubato il posto all'attico, ormai l'attico non va più di moda, anche Ginevra il Can ha comprato un villino perché l'attico non gli interessava più, perché nei villini una volta, prima che diventasse il buon retiro dei ricchi, ci stava la servitù al caldo all'ultimo piano. Quando sono arrivati i condizionatori e gli ascensori, hanno dato un calcio nel culo alla servitù, ci sono installati loro. Ma oggi vogliono il villino col giardino, la privacy, non è solo colpa del Covid. Quindi se volete investire dei soldi, un villino a Roma, voi siete a posto. Nel quartiere Coppedè, vi faccio un esempio, dove c'era il famoso villino Naselli, che non era nemmeno tanto bello, dove anche Vittorione Sgarbi si era schierato per salvarlo. Trovate i tratti dell'Italia degli anni 60, scene del sorpasso di Dino Risi, ricorderete, girato poi qui, sulla strada che porta a Castiglioncello e che passa per prima di Vada all'uscita del nostro paese, in cui viviamo, il nostro paesello. Quindi Ginevra del Can, l'abbiamo detto, il suo villino a Prati, ecco, Ginevra del Can vive a Prati, così come anche Sorrentino, via dagli Attici, non ne vogliamo più sapere. Non mi dilungo perché il valetto non ve lo posso leggere io perché è tardi, e quindi andiamo a vedere se ci avanza qualcosina, perché ho anche qualcosa di carta patinata a colori di cui volevo parlarvi ragionevolmente, perché tanto che non ne parlo. Qua proprio nel Enrico Cicchetti è pronto in favola, un professore ci spiega la balla del buon cibo dei poveri, eccolo qua, è questo qua, se volete comprare il foglio leggetelo, molto bello il pezzo. Da noi spesso i poveri mangiano meglio dei ricchi, cercando dal produttore l'acquisto a basso costo spesso comprano qualità. Questo è Fazzolari, Lollobrigida, al meeting di Rimini, dove è stato anche Mattarella che ha detto diamo un colpo di freno al sovranismo e a questa politica nazionalista, lo vedete, l'amicizia costituzionale. E allora poi chiudiamo il foglio, se no passiamo la giornata a leggere il foglio di Cerasa, che saluto sempre con grande affetto. E andiamo a vedere come mai questo pervenutomi in ritardo, Dio la terra, del 16 agosto, quindi roba vecchia, c'era un pezzo delle scarpe di Barbie, delle Birkenstock, già letto sul foglio che non vi rileggerò, ma qua il problema patinato, mica tanto, è l'effetto Germania, che coinvolge tutta l'economia, Germania in recessione e anche a Danimarca forse, due paesi che vanno piuttosto male. Locomotiva d'Europa crea problemi al nostro export, perché noi esportiamo un sacco di parti di ricambio in Germania, le grandi case automobilistiche Mercedes, Audi, BMW,
siamo al palo, questa è una brutta cosa, meno 0,4 la contrazione percentuale del PIL tedesco stimata nel 2023, meno 0,4 non sarà niente, ma per la Germania sono un mare di soldi. Andiamo avanti, diversamente mamme, non l'ho letta, questi sono due, è un fenomeno incredibile, se vi interessa vi dico il loro nome, Francesca Fiore e Sara Malnerich, hanno da tempo il sito Mamme di Merda, no? Quindi diversamente mamme, e Meta di Zuckerberg le ha assoldate, credo a suon di soldi, per parlare di come si può essere diversamente mamme in questo blog che è nato nel 2016, dove si sentivano sole nella narrazione beatificata della genitorialità. Quindi, volete, io vi posso mandare anche l'articolo, se vi interessa, fatemi sapere se avete dei problemi a gestire il vostro essere mamme o anche essere papà, che poi per me è la stessa cosa, per quello che oggi conta il parere dell'uomo nella relazione di coppia e nell'educazione dei figli, ma lì è poi un fatto tutto aleatorio. Non ho altro da leggervi, golpe d'Africa, ne parlava oggi e poi chiudo la rassegna. Questi sono i golpisti in Niger, quindi in attesa che esploda il Sahel, nessuno ha più parlato di quello che sta accadendo in quei paesi e speriamo che nulla accada. Loro dormono sonni tranquilli dopo aver destituito il presidente dello Stato un mese fa ormai. Il declino della brigata Wagner, dopo che hanno arrostito Prigozhin nei cieli di San Pietroburgo, cambierà. Bene, allora io devo andare a fare assolutamente un after, che un after sarà un blue, Ice Blue. Non è vero, non avevo preso l'Ice Blue, avevo preso questo prodotto che Douglas Mortimer, in versione molto più elegante del mio, Mirsol, ve lo metto in diagonale con l'etichetta strappata dall'alcolicità, è una fragranza original Don Carlos, questa è da provare subito, anche per quelli un po' così che parlano un po' così come l'amico Mimmo, il mio amico barbiere Polzella, che ricordo con grande affetto. Andiamo, sentite, vi faccio sentire questo rumore da toilette da pranzo degli anni di fine 800, in cui le dame si aspergevano delle migliori essenze provenienti dalle colonie inglesi, invece noi nel bagno di ceci nel 2023, il giorno corrente 27 agosto, ci aspergiamo con Mirsol, che vi faccio rivedere, ottima fragranza, puntuale adescamento del poro irritato, dei passaggi multipli di una lama che comunque è sempre un rasoio di sicurezza e quindi va comunque gestito in maniera conscia e accorta, e mentre lasciamo che Mirsol con le sue profumazioni limonate, perché questo è, si spanda nell'aria, diamo con l'asciugamano color tortora sempre 2 colpi d'ala al viso, sia a sinistra lato finestra che a destra lato porta, e salutando tutti gli amici che anche oggi hanno avuto la pazienza di stare con me, che ringrazio con grande affetto, auguro una buona domenica a tutti, da Andrea e da Domenica, che barba! Ciao!